Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora, Fio, andiamo avanti, siamo ad aprile, e adesso ci spariamo due giri per questo video, il Circuit des Ardennes, 4 tappe di cui una in pianura e 3 di collina, quindi non stradate, però possiamo dire la nostra, e poi abbiamo invece il Tour of the Gila negli United States of America e abbiamo un bel tappone di montagna. Vai raga, andiamo. Ok raga, siamo alla seconda tappa, la prima è una tappa per velocisti, quindi non l'ho registrata. Questo diciamo è un tour che non è proprio nelle mie corde, sono tutte tappe di collina molto scorbutiche, però vediamo, il Cume può vincere anche da finisher, cioè il Cume può vincere in qualsiasi modo, il Cume è il Cume, signori. Il Cume è il Cume. Solo che secondo me devo partire un po' prima, ecco. Attenzione, veneziano. Prova a dar fastidio il Cume. Il Cume deve spingere, e se no rimane indietro. 5 km. 5 km, usiamo il gel. 3 km. Veneziano ci prova adesso, ma ripeto, non è un tour adatto alle mie caratteristiche. Vediamo. Troppi arrivi in volata così. Cioè, ciao, no. Non c'è storia, chiaramente, non c'è storia. Chiaramente non so perché mi farò partecipare a sti cazzo di tour. L'obiettivo è arrivare tra i primi 20 e ci arriviamo. 12esimi, perfetto. Però sono tour non nelle corde del Cume, sinceramente. Ecco, Tour of Gira invece, quello sì. Quello è un tour che voglio vincere. Qua, Yarnet, uno dei nostri, è caduto, anche arriverà fra 30 anni. Perfetto, è arrivato 138esimo, perfetto. E si gode, signore. Vai, raga. Mancano 13 km. Il Cume in un tour così, se vuole provare a fare una mini fuga. Mini fuga cumendiana, il Cume ci prova. Il Cume ci prova, attenzione veneziano, che è in una salita. Se non ci prova in una salita, do cazzo ci prova il Cume. Ma si prova anche Cimolai. Attenzione ancora che provano ad andarsene. Incredibile, signori, incredibile. Abbiamo un vantaggio. Però c'è il gruppo della mattina, però, ragazzi, che è 1,45, Sono scappati via, non ce ne siamo neanche accorti, cazzo. Niente da fare. Male, brutto, brutto tour questo, sinceramente. Ripeto, non sembra nelle corde cumendiane. Vabbè. Va a vincere il gruppo della mattina, incredibile. Non siamo riusciti a prendere, è abbastanza ridicola la cosa. Neanche in top 20, malissimo ragazzi, malissimo. Direi che possiamo anche andare oltre strutture e partire con più, diciamo, serietà al Tour of Gila, perché proprio qua non ci siamo ragazzi. Magari chissà simulando anche culo, però non mi sembra proprio un tour adatto alle caratteristiche del Cume. Vabbè, vaffanculo, va. Vediamo un attimo. Non so perché devono mettermi a fare sti cazzo di tour che
Ma io sono uno scalatore, corsa a tappe mi fai fare un tour dove praticamente solo collina, vaffanculo allora, scusate il francesismo, ecco, guarda, vediamo. Ultima tappa, neanche simulando ti fa capire che chiudiamo 15esimi nella globale, per carità di Dio, però niente di che ragazzi, ci becchiamo, allora avremo 2 settimane il Tour of Gila. Ragazzi, inizia il Tour of the Gila. 16 km, abbiamo diciamo un'ultima parte di montagna, che la tappa è collinare, però alla fine ragazzi è pesante. Iniziamo in forma, abbiamo tutto per fare una bella prima tappa, che è importante già mettere la maglia. Vediamo se ce la facciamo, dai. Speriamo. Ancora presto, siamo il numero 1 comunque, eh? Lo sanno, il Cume è il numero 1. Mongolon, non è un'offesa. Dai ragazzi. Bisogna dominare la scena, raga. Qualcuno, c'è un albero in strada, perfetto. 11 km qualcuno ci sta provando, ma Veneziano è tranquillissimo in questo momento. Sa che ha le possibilità di spaccare il pelotone, perché Veneziano può spaccare il pelotone. Guardali tutti dritti. Il pelotone è dritto. Il pelotone, au, amberi questa, au, amberi quella, au, amberi questa, au. Ok, dovrebbe iniziare la salita più dura adesso. E signori, Veneziano è pazzo. Il veneziano ne parte, il veneziano ne parte adesso. Veneziano ne prova. Ardit, ci sono anch'io nei nomi, c'è anche il Cume nei nomi. Anche il Cume è tra i favoritissimi. È un beniamino ormai del pubblico il Cume. È un beniamino il Cume. Il Cume è un cazzo di beniamino. È un beniamino però che ha fatto uno scatto del cazzo. Ed è stanco ragazzi, il Cume è stanco. Non me l'aspetto sempre troppo presto, però non posso essermi stancato così tanto. Sembra un po' stracciata, sinceramente. Come però rimane per fortuna in scia. Ora, cioè, fo fatica, fo fatica, fo fatica. Vediamo adesso il Cume di prova. Il Cume prova a sgattaiolare un secondo. Perfetto. Soprattutto perfetto. Niente, sto Tour of Gelac non comincia come speravo. Siamo là, ma adesso forse se ne vanno loro. Ai ai ai. Ai ai ai. Cume sulle gambe. Cume sulle gambe. Addirittura il gruppone lo riprende. Mamma mia che scoppola che ho preso ragazzi. Scoppola mostruosa. I parametri mi danno che sono in forma, ma non vedo un Cume in forma. Proprio abbiamo steccato completamente la prima tappa. Sarà durissima riprenderne l'ultima, ragazzi. Mo ve lo dico. Mo ve lo dico. Sarà un'impresa. Il Cume è proprio scoppiato, non si capisce il perché onestamente. Non ha molto senso, il Cume è 24esimo e abbiamo più di un minuto e 28. Mamma che crisi, signori, mamma che crisi. Crisi nerissima per il talentissimo. Adesso abbiamo il picco di forma. Adesso arriva, zio, ok. Allora, che però non posso attivarlo, non si capisce il perché.
Questa possiamo anche simularla. È tanto una tappa per velocisti. Ok. 28esimi, dai, sempre 1,28, però. Mamma che tristezza, oh. Tristezze importanti per il Cuba, tristezze importanti. Adesso abbiamo la cronometro, se ce la spariamo ovviamente dobbiamo far bene qua, eh. Cronometro di 24 km, ma qua non si può attivare niente? Niente, vabbè. Partiamo. La cronometro cumendiana. Partiamo con un 78. Vediamo. Dai raga. Ma scusa un attimo, sono... Ok, 22 km, perfetto. Non capivo. Dai venezianone, dai venezianone. Nel cronometro teoricamente siamo iper favoriti, siamo forti a cronometro, abbiamo un 75 con i bonus, eh. Abbiamo una super forma, cioè ragazzi, qua voglio fare veramente la vittoria, voglio la vittoria, cazzo. È ufficiale, Beppe, è ufficiale. Comunque Paglio il secondo, che è uno dei nostri, eh. Adesso vediamo al first. Non c'è un primo intertempo? No, non c'è, perfetto. Mancano 17 km, siamo in discesa. Ma ancora una leggera discesa. Pa, 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 parara. Dobbiamo dare tutto, raga. Qua siamo in discesa, dobbiamo pompare in discesa. Bisogna pompare in discesa, mancano 10 km. 10 km, signori. 10 km. Dobbiamo dare tutto qua. 8. Adesso inizia una salita fastidiosa. Salita del 7%, ragazzi, E andiamo a bomba agli ultimi chilometri. A bomba agli ultimi 5 chilometri, signori. Dai, Kume, hai tutto per potercela fare, dai, Kume. 2 chilometri, adesso possiamo andare a bomba, ragazzi. Possiamo andare a bomba a 2 km. In questa discesa forse 1 chilometro. Boom, 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 boom. Dai, vai, 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 vai. La barra è tutta. Sì! Secondo, non ci credo. Secondo. Vabbè. Speravo qualcosa di meglio. Rodrigo con 3. L'obiettivo è arrivare in top 3. Addirittura terzo. Attenzione, rischio neanche di finire in top 3. Quarto. Mamma mia. Poteva andare meglio, signori, Quinto. Che delusione, raga. Delusione atrocissima per Veneziano. Che dimostra di non essere in palla. Non è in palla il Cuba, non è in palla. Nella globale siamo noni, quindi a 1,20 da Gigact. 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 Va bene. Scusate, ragazzi, metto di pelle. Mediocre. Siamo un
disastro assoluto per il talentissimo. Un talentissimo in crisi, ragazzi. Se non posso tirare il picco di forma, sono quelle cose un po' strane della vita. La gioco tutta chiaramente sulla tappa, diciamo, di montagna. Questa la simuliamo per velocisti. Rimaniamo noni a 1,20. E comunque ci giochiamo tutto nella tappa alpina. Qualcosa ha guadagnato, ma ben poco. Andiamo a vedere il contratto. Cazzo è contratto? Dov'è contratto? Allora, abbiamo una Continental Pro. Ma io voglio l'Euskaltel Euskadi, cioè per me l'Euskaltel è un qualcosa di meraviglioso. Arancioni, spagnoli, così, mi gasa. E vai. Abbiamo ancora quante? Ok, dovrebbe essere l'ultima teoricamente, vediamo, che non mi ricordo. One Cats. Ora, calendario. 5 tappe con la Silver City Pinos Hollows. Chiudiamo il Tour of the Gira. E qua, se vogliamo vincere, chiaramente dobbiamo fare la tappa della vita. Vai, raga. Inizia l'ultima tappa, la super tappa. Bisogna un attimo capire, qualcuno chiaramente proverà a partire. 21 km mancano. Non so, chiaramente Levassier prova ad aiutarmi a recuperare. Devono ricucire. No, un minuto e 20 è difficile, devo fare l'impresa. Anche se ho un 80 di montagna, ragazzi, con i bonus, cioè... Sono stra in forma, ma non riesco a fare le tappe, non capisco. E comunque è una squadra anche forte, perché sono tutti qua ancora. Dai, ragazzi. Adesso abbiamo una discesa, un'altra salita, una discesa e poi la parte finale è bella tosta. Non impossibile, ma bella tosta. Falling behind, because I'm falling behind. 11 km per Pinos Altos. Veneziano sembra tranquillo ancora. Person. Prova a involarsi Person. Veneziano a tutto per sfondare, attenzione, partono in tanti adesso, Belfour. Però se abbiamo un punto in discesa, dobbiamo stare attenti. Il veneziano forse vorrà spingere un attimo, perché non si sa mai. Sta 40 secondi. Bisogna stare attenti, raga. 36. Il gruppo sta cercando di ridurre. Il gruppo vuole ridurre, ma non sta riducendo un cazzo il gruppo, Dio santo. Il veneziano deve partire, se no è finita.
Veneziano deve partire, ma non c'è, non c'è. Il gruppo non è riuscito non è riuscito a ricucire, purtroppo. Troppo tardi, sono partito 20 secondi. Benjamin Perry vince. Settimo posto per Veneziano. Nulla da fare, proprio. Non ho beccato i momenti giusti. Ho sbagliato in pieno sto tour, ragazzi, eh. Non ne ho azzeccata mezza. Non ne ho azzeccata mezza, purtroppo. Capita, non si può vincere sempre, però potevo decisamente far meglio. È andata così. Poi se facciamo qualcos'altro, perché infine così mi girano un po' i maroni, sinceramente. Nella globale chiudiamo 12esimi proprio. Male, 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 nemmeno 25 quinti. One disaster, Beppe. One disaster. Adesso il calendario ci impone 4 tappe della boucle delle Mayenne. Però sono tutte di... Ma che cazzo, non so veramente il perché. Non capisco sinceramente. Vabbè, simuliamo ragazzi, perché tanto non ci becchiamo tra un attimo. Ragazzi, spariamo l'ultimo, diciamo, gara per oggi, il Mont Ventoux, Daniel Changer, in un francese perfetto. È una gara singola, però una bella tappa di montagna, quindi ci proviamo, raga. Vai, raga, Mont Ventoux, o Monte Aux, lascio voi la scelta. Siamo a 17 km dall'arrivo. Vediamo, un tappone singolo. Vediamo cosa combiniamo, raga. Sono proprio curioso. Falling behind. No. È chiaro che non parto subito a bomba perché ho capito che non ho le capacità per andare a bomba in fuga. Ok, il peloton è al completo. Veneziano sembra in forma comunque. Oliveira, Retegui, Gonzalez, Dilbar, Yowithon, Furlong. Mamma mia, che pronunce, che cume, che classe. Vabbè, 14 km. Sarebbe bello portare a casa la vittoria. Vediamo qual è l'obiettivo. Vabbè, devo arrivare il meglio possibile, insomma. Pa, 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 para, pa. 13 km. Dai, Beppe. Il Cume pretende il grande risultato, che finora, dopo un grande inizio, siamo un po' in crisi. Attenzione, parte Gregori, Garcia Pierne, Guglielmi, Covili. Sembra un po' presto per partire, però, Vediamo se riusciamo a ricucire. 21 secondi. Falling behind. Secondo me riusciamo a ricucire tranquillamente. Veneziano qua addirittura scritto in rosso, ragazzi. Questo fa capire che Veneziano è qualcosa che va al di là quest'anno. Siamo già al secondo anno. E Veneziano è già idolatrato dalle ragazzette in bikini. 10 km alla fine. Veneziano va su che è un piacere. In realtà no, madonna, guarda la barra gialla, zio che. Ma perché? Ho una barra gialla che fa spavento. Riparte Gregori, Garcia Pierna, Rubio, Covili e Pinot. Pendenza del 10%, ma... Attenzione, provano ad andarsene adesso, però, Comincia a nevicare intanto. Vediamo se il Cume ci prova. Eccolo qua, Veneziano. Prova ad andare via il Cume. Prova ad andare via il Cume.
Vediamo. Il Cume se ne va. Il talentissimo se ne va. Altro scattino. Altro scattino. Andiamo a prenderci il primo. Vediamo se ce la facciamo. Vai Cume. Il problema è che il primo, ragazzi, a 28 secondi. Oppure che non ce la facciamo. Siamo sì, però, fioi. Cioè, non è possibile che ci stanchiamo ogni volta, però. Cioè, non ha senso questa cosa. In verità non saranno le mie gare, le tappe singole, ma che cazzo. Non capisco sinceramente. Non capisco perché facciamo così tanta fatica. Come è stanco, boh. Come sempre stanco. Il primo vince ovviamente, tranquillamente, a 1 minuto e 14. Se tutto va bene finiamo terzi. Se tutto va bene finiamo terzi, non penso riusciamo a prendere neanche Garcia per Pierna. Quante difficoltà però per il culo. Non sembriamo ancora pronti a vincere cose importanti. Per carità, il secondo anno ci può stare, però che cazzo. Forse resiste. Anche abbiamo tutti i parametri altissimi, però, ragazzi. Cioè. Siamo anche vicini a Garcia. Tanto va a vincere. È il primo. Stronzo va a vincere. Ernie e Rubio. Non arriviamo terzi, per carità. Non è malissimo, però. Deve andare meglio. Mi sembrava gente imbattibile, ecco, però. Meglio di niente, raga. Meglio di niente. Qua la gente arriva dopo 30 anni, ma è un po' così. Sono un po' scazzato. Una prima parte di stagione perfetta, parte centrale non positiva. Adesso vediamo l'ultima parte che ci sono tour importanti, il tour rumeno, poi c'è il tour americano, cioè avevo tanti bei tour, però la parte centrale negativa, signori. Adesso qua ci metteranno 30 anni ad arrivare tutti, certo una salita veramente dura, che per essere una tappa diciamo singola, su una gara singola diciamo, che dove non sono favorito, deve al terzi, non è male, certo che Rubio ci ha massacrato, questo è poco ma sicuro. Siamo? Grazie. Vediamo se mi danno qualcosina. Beh dai, beh dai. Situazione manager però bassina, siamo ancora messi male. Raga, adesso partiamo a bomba nel prossimo video, che il prossimo giorno cominciamo col Tour of Slovenia, che però è un tour con le prime 3 tappe dopo 2 di collina. Vedremo cosa riusciamo a combinare. Raga, un saluto dal Comendone. Veneziano. Ciao!